3 presidi fissi per controllare il Canal Grande a Rialto, a Punta della Dogana e in zona ferrovia. Questo l'ordine della Procura di Venezia e il commissario Zappalorto per prevenire altri incidenti lungo la strada d'acqua più famosa del mondo. Durante la scorsa alta stagione turistica si è sfiorata più volte la tragedia e ora il PM Roberto Terzo ha presentato un documento al comune con la ricetta perché non accada più un altro caso Vogel. Le misure ordinate sono drastiche e destinate a far montare la protesta tra taxisti, trasportatori e veneziani. Terzo e i suoi consulenti, dopo aver guardato 500 video di Argos, hanno deciso che c'è troppo traffico sul Canal Grande e che va ridotto del 60%. Un taglio drastico che include l'eliminazione di tutto il mondo della voga se si vuole salvare il trasporto pubblico. Vittorio Zappalorto all'uscita dell'incontro avuto ieri in procura ha parlato di suggerimenti, indicazioni e consigli di cui farà tesoro. Non si tratterebbe dunque di ordini e l'unica indicazione per il momento tradotta in delibera il 3 febbraio scorso è quella riguardante le 3 postazioni fisse, che diventerà comunque effettiva dopo il passaggio in Consiglio Comunale.